Furto di pistole in casa di marito e moglie, guardie giurate a Marconi. I ladri sono riusciti a scassinare la cassaforte che custodiva le armi mentre la coppia era fuori a cena. Violento incendio attorno alle 13 in un negozio di elettronica di via Trezzo a Carpenedo, danni strutturali al solaio, a scopo cautelativo interdetto l'uso di un appartamento. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, scampata all'Olocausto, l'annuncio del sindaco Brugnaro. Un virologo dell'Università di Padova spiega perché è così pericoloso il coronavirus, ma rassicura la malattia non può essere trasportata dalle merci in arrivo dalla Cina. 40 anni fa veniva ucciso con 6 colpi di pistola dalle Brigate Rosse a Mestre Sergio Gori, vice direttore del petrolchimico. Lacrime e commozione alla cerimonia per ricordarlo. Risarcimenti irrisori per gli artigiani mascareri colpiti dall'acqua alta di novembre. Le maschere distrutte vengono valutate solo per pochi euro. A Mestre negozi aperti fino alle 11 di sera per rendere la città più fruibile ai residenti e ai turisti. Questa è la proposta della Proloco di Mestre. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura il furto di pistole che si è registrato in casa di marito e moglie, guardie giurate a Marcon. I ladri sono riusciti a scassinare la cassaforte che custodiva le armi. A mancare all'appello sono una Smith & Wesson e una Beretta. Se furti e rapine diffondono un comprensibile sentimento di preoccupazione, questo si acuisce quando ad essere rubate sono delle armi da fuoco. Il raid dei ladri che a Marcon hanno preso di mira l'appartamento di una coppia composta da 2 guardie giurate si è concluso proprio col furto di 2 pistole di servizio che si trovavano custodite all'interno di una cassaforte. Siamo, ahimè, più volte sollecitati il territorio, come altre realtà sempre del veneziano hanno ricevuto la visita di questi malintenzionati. Che dire, si rimette sempre in discussione un tema a livello nazionale che è quello della pena certa e soprattutto della legittima difesa. Nella cassaforte scassinata si trovavano tra l'altro anche altre armi più voluminose che non sono state toccate. L'impressione è che comunque non si sia trattato di un'azione mirata, finalizzata cioè al furto d'armi. È una cosa non consueta che assolutamente ci lascia preoccupati, ma ci fa pensare bensì a dei traffici che vanno oltre, quindi l'aspetto territoriale. È anche da dire che sono numerosi i cittadini che oramai godono di un porto d'armi e quindi mi sento di dire che queste vanno, come in questo caso, ma forse ancora in maniera più forte, tenute al sicuro. Un violento incendio è divampato alle 13 di oggi in un negozio di elettronica di via Trezzo a Carpenedo. Nessuna persona è rimasta ferita. Il negozio era chiuso per la pausa pranzo. I pompieri arrivati con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori sono riusciti a spegnere il rogo evitando il coinvolgimento dell'intero fabbricato. Le fiamme hanno gravemente danneggiato il negozio e provocato dei danni strutturali al solaio per lo scoppio del laterizio. A scopo cautelativo al momento è interdetto l'uso dell'appartamento soprastante. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto con le operazioni di bonifica del negozio e le verifiche per stabilire le cause dell'incendio. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della decisione del Comune di Venezia di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. L'annuncio questa mattina direttamente dal sindaco Brugnaro. Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Venezia e il conferimento avverrà nel corso di una cerimonia pubblica alla presenza del Consiglio Comunale. Abbiamo fatto una delibera di giunta, l'abbiamo data, senza nessun tipo di polemica, anzi contenti, convinti che sia un simbolo che va ricordato per questo. Lo sterminio dei 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti del Terzo Reich per realizzare il folle progetto di costruire un mondo purificato da tutto ciò che non fosse ariano non può e non deve essere dimenticato. Bisogna ricordare ed essere noi stessi in memoria degli orrori vissuti da chi, come la senatrice Segre, a 90 anni rappresenta un monumento vivente della nostra stessa storia. Ci piace dimostrare e ricordare della nostra città, una città aperta, accogliente e soprattutto che non accetterà mai azioni di prepotenza o di vigliaccheria come abbiamo conosciuto negli anni, ed è giusto che ci sono dei testimoni che possano ricordarlo.
Liliana Segre, a 13 anni, aveva tentato la fuga in Svizzera con il padre nel tentativo di sottrarsi alle atrocità delle leggi razziali fasciste, ma fermata dalle guardie di frontiera venne arrestata insieme al genitore e condotta ad Auschwitz. Quella sarà l'ultima volta che vedrà il suo papà. Con lei altri 776 bambini. Quell'orrore inciso indelebilmente anche nella sua carne, con il numero di matricola 75.190. Storia che viene ricordata con le troppe pietre d'inciampo anche del ghetto più antico d'Europa, quello di Venezia. Questa è una città che è sempre stata un confine e una frontiera invalicabile rispetto a certi temi di libertà, per cui saremo sempre a protezione di questo. E la proposta di cittadinanza onoraria a Liliana Segre era già stata presentata dalle opposizioni più di un mese e mezzo fa, un sorpasso, quello della delibera di giunta, che arriva quindi a sorpresa. L'approvazione in giunta comunale della cittadinanza onoraria di Venezia a Liliana Segre è della mattina, appena qualche ora prima della discussione in prima commissione di una proposta di delibera con la medesima richiesta depositata più di un mese e mezzo fa a prima firma della consigliera d'opposizione del Movimento 5 Stelle Sara Wisman. Un sorpasso repentino all'ultima curva da parte del sindaco che non mancherà di accendere discussioni su un tema che appare in grado di generare polemiche persino quando sono tutti d'accordo. Se il sindaco infatti avesse avuto tutto questo slancio avrebbe potuto sicuramente velocizzare l'iter di questa delibera. Il giorno della memoria avremmo già avuto tutto fatto e avremmo potuto dare la onorificenza. La proposta del Movimento 5 Stelle, cui hanno aderito altri gruppi di minoranza, è stata depositata il 5 dicembre 2019, ma solo dopo diverse settimane e alcune sollecitazioni scritte, racconta Wisman, i funzionari hanno registrato l'atto per poi trasmetterlo alla commissione di competenza per la discussione. Che il sindaco adesso sia d'accordo, a noi non può far altro che piacere. È una iniziativa che avevamo avuto ancora ai primi giorni di dicembre come Movimento 5 Stelle, ma che è stata sottoscritta da tutti gli altri gruppi, dalla lista Casson al gruppo misto, al PD e anche dal consigliere Crovato. La conclusione di Sara Wisman è categorica, si è persa ancora una volta l'occasione di lasciare fuori dalla campagna elettorale un argomento delicato. Adesso un virologo dell'Università di Padova ci spiega perché è così pericoloso il coronavirus, ma rassicura non può essere trasportato dalle merci. La cosa che preoccupa di più è questa velocità di diffusione. Al momento non si hanno ancora le informazioni ben dettagliate sulle modalità di trasmissione, presumibilmente avviene come quella del raffreddore, dell'influenza e precedentemente della SARS. La cosa importante è adottare procedure per contenere la diffusione di questo virus, così come si sta facendo attualmente in Cina e come anche i paesi occidentali si stanno organizzando a fare in caso di necessità. A Padova la task force regionale in caso di emergenza da coronavirus è attiva. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi ai test, secondo il report diffuso dal Ministero della Salute. A preoccupare però è la velocità con cui si propaga il virus. La sintomatologia parte appunto, può essere confusa con quella anche di una normale influenza, perché è caratterizzato da febbre, da una tosse secca e poi possono insorgere complicanze di tipo respiratorio, quindi dalla sintomatologia non è possibile fare una diagnosi differenziale, sono richieste accertamenti di laboratorio, soprattutto in contesti che non sono quelli dei focolai epidemici, dove ovviamente si può presupporre che ogni caso possa essere riconducibile a questo virus. Più difficile che il virus invece viaggi con le merci, perché il contagio avviene anche attraverso secrezioni, ma solo nell'immediato. Per merci che viaggiano per lunghe distanze in condizioni anche di temperatura ambientale non ottimali è presumibile che il rischio sia estremamente basso. Non sappiamo ovviamente qual è la fonte dell'infezione, quindi nel caso si trattasse di animali vivi la questione cambia, ma questo è molto particolare. Diciamo che allo stato attuale delle conoscenze, da un punto di vista delle merci, il rischio dovrebbe essere nullo o molto basso. Esattamente 40 anni fa veniva ucciso dalle Brigate Rosse Sergio Gori, vice direttore del petrolchimico di Porto Marghera. Lacrime e commozione anche oggi nel corso della commemorazione. Mestre, 29 gennaio 1980. Sull'asfalto davanti a casa propria cade crivellato di colpi il vice direttore del petrolchimico di Porto Marghera, Sergio Gori. Per le Brigate Rosse è il battesimo del fuoco nel Veneto.
L'ho vissuta direttamente la giornata, avevo 15 anni, adesso 15 anni, 16, e quindi il dolore l'ho vissuto in pieno. Mia mamma è stata chiamata al lavoro, lavorava alla Coin, che il suo compagno era morto, scusate. E quindi io di riflesso ho vissuto tutti i dolori di mia madre in casa e tutto quello che ne ha comportato il dopo, la morte, all'obitorio, al funerale. Commossa commemorazione per i 40 anni dell'uccisione con 6 colpi di pistola di Sergio Gori, ucciso all'età di 48 anni dalle Brigate Rosse quando alle 8 del mattino si stava accingendo a recarsi al lavoro al petrolchimico di Porto Marghera con la sua 500. L'agguato nel garage sotto casa in questo vialetto rientrante in Viale Garibaldi a Mestre, come ricorda anche uno dei testimoni di quella giornata e che abita proprio sul luogo dell'assassinio. Mi vedo una scena che era incredibile per me, cioè, ho visto un telone per terra da cui si capiva c'era un cadavere, usciva del sangue fuori, era pieno di polizia, c'era un signore in piedi che ho capito dopo era il commissario albanese. Il fresco e profumato mazzo di fiori apposto sul cippo funerario a bordo strada che però lo si vorrebbe in un luogo certamente più consono. E comunque non è nulla di nuovo perché questa richiesta era stata già fatta nel passato e non è stata mai accolta. E la ferita, vi credo, è grande, grande, grande e in ogni occasione si riapre. Perché io e mia madre ci siamo stretti in un amore incredibile per difenderci da questo incubo terribile degli anni di piombo. Maria Letizia Scantamburlo, l'ex compagna di Gori, non ha retto però all'immenso dolore. Il cuore non ha più retta, è morta di mal di cuore infatti. E a spiegarci l'importanza di ricordare anche un ex operaio proprio del petrolchimico. Alla commemorazione di Sergio Gori con i rappresentanti delle varie forze dell'ordine, le delegazioni delle società stabilimenti Marghera, il coro delle cime del petrolchimico, dell'Unità Alsi Aziendale Triveneto e della San Vincenzo Taliercio. Sono stati proprio loro a voler continuare nel ricordo del dirigente. Gori è stata una persona per noi semplice, una persona semplicissima. Quella mattina, che era una mattinata come oggi, nebbiosa, fredda, l'abbiamo saputo tutti allo stabilimento alle 8:30 del mattino e a mezzogiorno non siamo andati a mangiare. Tutti ci domandavamo: ma cosa è successo? Ma cosa ha fatto? Una persona così gentile, amica, non era solo un dirigente seduto sul suo tavolo, passava per la strada, salutava tutti, era amico di tutti, amava lo sport, si dedicava alla pallacanestro, mi sembra che ma una persona, non so se più semplice di così, eppure quel 29 gennaio 80 appunto non lo dimenticheremo mai. 4 incidenti in un'ora dalle 15 alle 16 si sono verificati sul tratto autostradale della 4 tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il bilancio complessivo è di 2 feriti, fortunatamente in maniera lieve. Tra San Donà e Cessalto la coda ha però raggiunto i 6 km di lunghezza. Il traffico è stato così deviato sulla 27. E ricorre oggi un altro anniversario, sono passati 24 anni dal terribile incendio che distrusse il Teatro La Fenice la sera del 29 gennaio 1996, quando le fiamme si levarono improvvisamente alte sul cielo di Venezia. In poche ore del teatro lirico, aperto oltre 200 anni prima, erano rimasti poco più che i muri portanti. La causa del fuoco, come fu ricostruito dall'allora PM Felice Cassona, fu il dolo per il rischio di fallire da parte del titolare della Vietta Enrico Carella, aiutato da suo cugino e unico dipendente Massimiliano Marchetti. I 2 arrestati un anno dopo l'incendio e poi condannati in via definitiva, 7 anni di carcere per Carella, fuggito ma riacciuffato in Messico, e 6 anni per Marchetti. Il teatro fu ricostruito com'era e dov'era e tornò alla musica con la riapertura la sera del 14 dicembre del 2003. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo.
Di nuovo in studio per parlare della vera e propria beffa che stanno vivendo gli artigiani mascareri colpiti dall'acqua alta di novembre. Le maschere distrutte vengono valutate solo pochi euro. Questo è il palazzo in cui Carlo Goldoni nacque nel 1707. Siamo nel sestiere di San Polo, a Venezia. Gualtiero Dall'Osto, un maestro mascarer da decenni, ha stabilito la sua attività di artigianato artistico qui proprio in omaggio al maestro della commedia moderna. Ma anche questa zona, fino a qualche tempo fa brulicante di artigiani di ogni genere, si sta svuotando. È un vero e proprio patrimonio che stiamo perdendo in Italia, non solo a Venezia, ma Venezia è l'accademia di questo problema, secondo me, perché proprio sta cambiando volto. Noi stiamo per essere sostituiti dal compra e rivendi di bassa lega, di artigiani probabilmente sfruttati che comprano e rivendono le cose che vengono dall'estero a €1, €2. L'ultima beffa per una categoria già in balia di 1000 difficoltà sono i risarcimenti per l'acqua alta di novembre. A San Marco c'è Carlo Setti, definito calzolaio dei volti. Nella sua bottega, tra la Fenice e la casa dove soggiornò Mozart, è rimasto l'unico a Venezia a realizzare maschere di cuoio, una tradizione che risale alla commedia dell'arte del XVI secolo. Con i risarcimenti c'è da ridere, perché agli artigiani viene riconosciuto come risarcimento il prezzo del materiale, non il prezzo del lavoro. Per cui una cosa che ha comportato giornate di lavoro e magari è fatta con materiale povero, tipo la carta o anche il cuoio, diciamo, viene risarcita in maniera ridicola. A Castello, duramente provate dalle acque alte di novembre, ci sono la bottega e il laboratorio di Hamid Sedighi, in Italia da 40 anni, è uno di quei veneziani d'adozione che dimostrano per la città una sensibilità pari se non maggiore di chi c'è nato. Almeno le tasse ci fanno rimandare un po', che paghiamo un po' più tardi, senza interessi, almeno ci davano quello spazio lì, neanche quello è stato dato. Adesso speriamo che qualcosa viene risarcito, ma insomma non è discorso di carità, nessuno vuole la carità, certo tutti perdono, tutti, ma per noi non solo perdita di materiale, ma anche perdita di 2 mesi di lavoro, anche perdita di preparazione per Carnevale, siamo indietro di tutto praticamente. Da Venezia centro storico la terra ferma perché c'è una proposta della Pro Loco di Mestre. Sentiamo Giampaolo Rallo, il presidente. A Mestre i negozi aperti fino alle 11 di sera per rendere la città più fruibile sia per i residenti sia per i turisti, visti anche i nuovi 6.000 posti letto a ridosso della città con i nuovi alberghi. È la proposta della Pro Loco di Mestre. Modificare un po' gli orari secondo me, perché molti negozi alle 7, 7 e mezza chiudono e invece il turista abbiamo visto che da aprile fino a ottobre comincia a muoversi da quell'ora a Mestre e fino alle 11 va in giro per la città. L'intento è quello di rendere Mestre sempre più ospitale e accogliente nell'offerta dei servizi pure ai turisti. Perché il commerciante non ha ancora, secondo me, recepito l'importanza che ha nella risorsa turista. Turista che quando ha visitato Venezia e torna in albergo, poi una volta che si è riposato, le 3-4 ore le dedica al posto in cui dorme. Dove dorme? Dorme a Mestre e allora gira per Mestre, va nel ristorante, va qua, va là. Il commerciante si deve in qualche modo, secondo me, anche negli orari, adeguare a questo tipo di trend nuovo che a Mestre sta evidenziandosi. E stasera a 20:10 si parla di sanità con il direttore generale dell'ULSS 4 Carlo Bramezza. Adesso per noi c'è il meteo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Moderata alta pressione con tempo sempre asciutto e stabile. Il dettaglio di giovedì 30 gennaio. Sul Veneto sarà bel tempo con ampio soleggiamento ovunque e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Saranno possibili solamente foschie e addensamenti sulle pianure. Temperature minime fino a -2 gradi, valori massimi tra 6 e 12 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli, Venezia e Giulia, con tanto sole ovunque e con occasionali addensamenti, specie sulle aree costiere.
Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Uno sguardo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata anche qui soleggiata su tutti i settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.